Buongiorno dal TG1, affrontiamo la fase 2 con fiducia e responsabilità, non è tempo di parti e movida. Il Premier Conte fa il punto sull'emergenza sanitaria ed economica nella sua informativa alle Camere. Dal 25 maggio partiranno i test sierologici, mentre sul fronte economico Conte annuncia un piano per la semplificazione burocratica e lo sblocco delle opere pubbliche. Poi l'appello: quest'estate facciamo le vacanze in Italia. Roberto Chinzari. Una sfida difficile, non meno insidiosa della precedente. Giuseppe Conte in Parlamento traccia la strada della ripartenza. Serve fiducia e responsabilità, sottolinea. Una fase che prevede un rischio calcolato, un ritorno alla normalità per non distruggere il tessuto produttivo e sociale, ma bisogna farlo in sicurezza. Non è ancora, il messaggio ribadito ai giovani, e non solo, il tempo della movida. In questa fase, più che mai, rimane fondamentale, anche quando siamo all'aperto, il rispetto delle distanze di sicurezza, ove necessario l'utilizzo delle mascherine. Il Premier traccia l'elenco dei provvedimenti già in campo, interventi per le imprese, e si appella nuovamente alle banche per contrastare i ritardi sulla liquidità. 25 miliardi per ammortizzatori sociali e lavoro, il più grande investimento degli ultimi 20 anni per università e ricerca, bonus per le famiglie e un'attenzione particolare al turismo. Colgo l'occasione per invitare tutti i cittadini a fare le vacanze in Italia. Scopriamo le bellezze che ancora non conosciamo. Decreti Cura Italia e rilancio sono una linea di protezione necessaria, continua, ma non basta. Per questo serve un ampio disegno riformatore sul quale chiede il contributo di tutti, opposizioni incluse. Il primo tassello è una drastica accelerazione della macchina burocratica. Stiamo lavorando a un nuovo decreto legge dedicato proprio alla semplificazione amministrativa burocratica, che introdurrà molti elementi di novità per fornire all'Italia uno shock economico senza precedenti, in particolare nel settore delle infrastrutture. È la madre di tutte le riforme, dice Conte. Se non riusciremo adesso, dubito che sarà possibile farla in futuro. E poi la semplificazione giudiziale, incentivi alla PA per un impatto non solo nel breve periodo, ma strutturale, sciogliere i nodi per produrre benessere diffuso. Dopo l'intervento del Premier alla Camera, scontro durissimo fra maggioranza e opposizione.